E però nella prima lezione avevamo affrontato il tema dell'immediato prima dopoguerra, quindi la ricostruzione, cioè i drammi della guerra e la ricostruzione economica a larghe linee, perché io ho ripreso argomenti che avevamo già fatto gli anni scorsi, ma comunque per inquadrare un po' al meglio la situazione. E avevamo cominciato a discutere, a parlare delle trasformazioni politiche che avvengono in questo territorio nei primi anni del primo dopoguerra e che sconvolgeranno completamente i rapporti politici che c'erano in periodo asburgico. Infatti abbiamo detto che il primo dato importante è che il partito non era un partito ma era un movimento, il movimento cattolico, che era il partito più forte perché diciamo riuniva soprattutto i contadini, non riesce a riprendersi in questo primo dopoguerra, anche perché fortemente diciamo ostacolato dalle nuove autorità governative che ritenevano i cattolici austriacanti, quindi praticamente nemici, insomma, ecco. Anche il secondo partito per importanza, il Partito Liberale Nazionale, quello che amministrava la provincia, quello che aveva il controllo economico della provincia stessa, non riesce ad organizzarsi, ma si fraziona in più gruppi. Abbiamo visto i repubblicani, i liberali, i nazionalisti, e una parte andrà anche a confluire poi dopo, ma nel 20 diciamo, nel neonato movimento neofascista, scusate. Chi invece riesce a superare con facilità i problemi del primo dopoguerra è il terzo partito per importanza che era attivo nell'anteguerra, cioè il Partito Socialista. Il Partito Socialista è l'unico dei tre partiti che riesce a riorganizzarsi nel primo dopoguerra. Abbiamo visto che era un partito molto debole, in quanto si rivolgeva in modo particolare alla classe operaia, quindi era forte nei paesi dove c'era un nucleo operaio importante, a Monfalcone fra i lavoratori dei cantieri, a Cormons fra i falegnami, a Nabresina fra gli scalpellini, quindi laddove c'erano concentrazioni ma era quasi praticamente assente nelle campagne, dove appunto abbiamo visto che il movimento cattolico riusciva a controllare completamente la situazione delle campagne. E quindi i socialisti sono quelli che, finita la guerra, sono i primi che riescono a mettere in piedi la loro organizzazione, quindi la riapertura delle sezioni di partito, delle case del popolo, la riorganizzazione del movimento sindacale, quindi l'apertura delle camere del lavoro, e poi dopo anche importante la riapertura delle cooperative operaie, la costruzione di una grande cooperativa edile che doveva dare lavoro da un lato a chi non lo trovava, ma soprattutto doveva essere impiegata nell'azione di ricostruzione, perché ricordiamo che queste terre furono in buona parte proprio distrutte. In pratica i socialisti nelle difficoltà del primo dopoguerra, in quel marasma che possiamo immaginarci, insomma, no? Con la gente che rientrava dai campi profughi e non trovava la casa, quindi con anche i ritardi con cui lo Stato italiano pagava i debiti di guerra o non li pagava affatto, quindi in questa situazione molto difficile i socialisti diventano un po' coloro che rappresentano la ripresa dell'attività normale, proprio perché, ad esempio, le cooperative operaie che vendevano i prodotti alimentari a prezzi contenuti rappresentavano una sicurezza, soprattutto per chi aveva, cioè per i ceti popolari. Come dicevo prima, la cooperativa edile dava lavoro addirittura in regione
arriverà ad avere circa 10.000 dipendenti in tutta la regione, in tutto il litorale, quindi diciamo rappresentava indubbiamente un'opportunità per molti per trovare lavoro. Ma anche la stessa apertura delle case del popolo, dove si svolgevano attività sportive, ricreative, era un po' un modo per rimettere in movimento l'intera società, non solo diciamo coloro che aderivano al Partito Socialista, che facevano attività politica, ma anche coloro, cioè il cittadino normale, che vedeva in queste istituzioni così un modo per riprendere la vita normale che aveva vissuto negli anni precedenti. Ma ciò che cambierà proprio i rapporti di forza politici nelle campagne saranno le lotte sociali che verranno avviate nel primo dopoguerra. Sia quelle nelle fabbriche, abbiamo visto che le fabbriche però ce n'era praticamente una sola al cantiere, che era quella che aveva ripreso, si era in cantiere, cominciato subito a ricostruire, quindi a mettere in cantiere alcune navi. Ma soprattutto la lotta nelle campagne. Allora ovviamente nelle fabbriche ci sarà la lotta per i miglioramenti sindacali, per le 8 ore, perché era questa anche a livello nazionale italiana, una battaglia del Partito Socialista, era quella delle 8 ore giornaliere, quindi sabato compreso, no? Quindi la famosa canzone "se 8 ore vi sembrano poche", no? Ecco, quindi l'obiettivo era quello di arrivare alle 8 ore. Però quello che modificherà sarà l'avvio delle lotte nelle campagne. Avevamo visto che i contadini, quando quei pochi che erano rimasti, ma soprattutto quelli che rientrano, la guerra finisce in novembre, i primi di novembre, quindi tutti i lavori nei campi senza sementi, quindi c'era per i contadini effettivamente dei grossi problemi a riprendere, anche perché avevamo visto l'altra volta i proprietari addirittura chiedevano gli affitti e le quote non riscosse nei 3 anni di guerra, e quindi denunciavano il contadino che non poteva pagare perché magari non aveva raccolto, gli era stato sequestrato il fieno, insomma, no? E quindi inviavano ai contadini, parlavamo le famose disdette, cioè li cacciavano dai fondi se non accettavano contratti di lavoro più duri ancora di quelli che erano nell'anteguerra. Quindi i socialisti iniziano la lotta nelle campagne. L'obiettivo era quello di rifiutare le disdette agricole, opporsi alle denunce in tribunale, non pagare le quote dovute per il triennio e soprattutto arrivare alla sottoscrizione di un contratto colonico. Nell'anteguerra, quindi periodo asburgico, c'erano i contratti, duravano un anno, talvolta erano scritti, talvolta non erano scritti, praticamente il contadino si trovava in balia del proprietario, insomma, no? Il quale poteva fare. E infatti una delle richieste era appunto quella di sottoscrivere il contratto bracciantile, quindi per i braccianti, e anche il contratto colonico, quindi per i contadini che lavoravano la terra per conto di altri. E quindi danno il via nel biennio 19-20 intanto organizzano i contadini, quindi costituiscono le famose leghe contadine, chiamate leghe rosse perché erano dirette dai socialisti, che si distinguevano dalle leghe bianche che invece erano quelle che venivano dirette dai cattolici. E quindi costituiscono le leghe rosse, e protagonista di diciamo, questo sviluppo organizzativo sindacale lo avevamo visto Giovanni Minut. Giovanni Minut era un
diciamo, un tecnico agricolo, un giovane tecnico agricolo che aveva fatto la guerra sul fronte russo, anche lui era rientrato anche lui dopo aver combattuto sul fronte russo, e di fatto è quello che costituisce nei vari comuni, nelle frazioni, la lega locale. E quindi viene dato il via alle lotte. Quindi da un lato si chiede ai proprietari di arrivare ad un accordo, quindi sottoscrivere ad un accordo, quindi a un patto colonico che i socialisti volevano fosse di più anni, proprio per garantire al contadino la possibilità di rimanere più anni, e anche il riconoscimento delle migliorie che il contadino faceva sul fondo, perché se il contadino ha la garanzia di rimanere lì 5 o 10 anni, fa anche delle modifiche migliorative anche per la produzione, ma se ogni anno il famoso 11 di novembre deve andarsene, è chiaro che nemmeno il contadino ha l'interesse a introdurre delle migliorie. E quindi viene dato l'avvio a questi scioperi che avvengono nelle grandi aziende. Infatti le prime lotte avvengono nelle grandi aziende agricole, soprattutto quelle della Bassa Friulana, la zona di Aquileia, di Terzo, Fiumicello, dove c'erano le grandi aziende agricole, e sono i braccianti quelli che scendono in lotta per primi, ed è una lotta molto dura perché per esempio addirittura il prefetto della Venezia Giulia fa intervenire i militari perché lo sciopero dei contadini comportava il non governare più le bestie, quindi gli animali che dovevano essere alimentati, dovevano essere governati nelle stalle. E quindi questo avveniva nelle grandi aziende agricole dove c'erano centinaia di animali da allevare. E poi dopo, dall'altra parte, inizia la lotta proprio per i coloni. Infatti le grandi manifestazioni avvengono proprio perché i proprietari citavano in giudizio i contadini, il giudice stabiliva il sequestro del fieno del prodotto, arrivavano i carabinieri per sequestrare. E quindi lì si mobilitava la Lega, arrivavano i contadini, quindi erano momenti anche di tensione nei confronti delle forze dell'ordine, in alcuni casi si arriverà anche addirittura a tralciare le vigne, quindi la lotta sarà effettivamente dura. E ci sarà la svolta proprio il giorno in cui il Minut, che era diventato lui era stato nominato segretario provinciale della Federazione dei Lavoratori della Terra, quindi era colui che dirigeva le Leghe Rosse. Proprio nel corso di una di queste proteste contro il sequestro del fieno ad un contadino, lui viene arrestato. Viene portato, lui viene arrestato ad Aquileia, viene portato in carcere a Cervignano, però lì effettivamente c'è una grande mobilitazione di contadini che minacciano di dare l'assalto al carcere. Questo fatto provoca l'intervento del prefetto Mosconi, quello che è il prefetto della Venezia Giulia, aveva sede a Trieste, il quale interverrà perché effettivamente queste manifestazioni erano molto grosse, quindi c'era anche un problema di ordine pubblico, e quindi riesce a portare al tavolo delle trattative i proprietari. E quindi vengono avviate finalmente le trattative e si arriva nell'agosto del 1920, quindi dopo circa un anno e mezzo di scioperi, alla sottoscrizione del patto colonico e di quello bracciantile. È un successo indubbiamente per i socialisti, perché se non altro veniva definito con chiarezza quanto spettava uno, quanto l'altro, qual era la percentuale del prodotto che il colono doveva versare al proprietario.
la durata del contratto viene portata a 6 anni, quindi diciamo il contadino aveva più margini e il proprietario doveva riconoscere anche le migliorie apportate dal contadino ai campi, si aveva costruito sistemi di irrigazione, cioè o sistemato le strade interpoderali, quindi sostanzialmente era un accordo che diciamo avvantaggiava un po' i contadini, insomma, no? Quindi questo fatto porta effettivamente i socialisti diciamo, ad allargare, a conquistare, ad allargare il consenso proprio fra i contadini. Forse l'avevo già detto anche l'altra volta, ma nel goriziano non vengono costituite le leghe bianche. Mentre le leghe bianche sono protagoniste in altre zone d'Italia, anche nella vicina provincia di Udine, delle lotte contadine che avvengono sempre in questo periodo, proprio per le difficoltà che avevamo visto l'altra volta, le difficoltà dei cattolici di rimettere in moto la propria organizzazione e anche e soprattutto per la mancanza di quelli che erano stati dirigenti del movimento, soprattutto i preti, no? Che erano stati loro quelli che avevano messo in piedi la rete delle cooperative, eccetera. Ecco, quindi non riescono i cattolici a dar vita alle leghe bianche e quindi praticamente le leghe rosse hanno il monopolio delle lotte agrarie e quindi i contadini entrano nelle organizzazioni socialiste. E questo lo vedremo, diciamo, se riusciamo a farlo oggi, alle prime elezioni politiche, come ci saranno gli spostamenti fra un partito e l'altro. Insomma, questo sarà veramente un fatto effettivamente molto importante, questo della mancanza dei cattolici nelle campagne dove nell'anteguerra avevano praticamente il controllo, insomma, il monopolio dei contadini organizzati nelle cooperative. Questo fatto, quindi lo sviluppo del Partito Socialista, si accompagna a altre due novità che si registrano in questo periodo. La formazione di due nuovi partiti. Il primo è il movimento fascista, che diventa partito nel 21, e il secondo è il Partito Comunista che si costituisce nel 21, nel gennaio del 21. Allora, se io un attimino mi fermo per darvi un po' di spazio. Fin qui ci siamo, ci sono domande, ci sono richieste, ditemi anche voi a distanza. Professore, volevo farle questa domanda, magari è banale perché sto seguendo un po' questa storia, ma quando ci sono tutte queste contestazioni, diciamo così, come avviene la ricostruzione? La ricostruzione avviene in contemporanea alle contestazioni, agli scioperi, non so, a tutte queste cose? Sì, sì, chiaramente la ricostruzione avviene mentre anche la gente protesta, no? Perché diciamo magari è meno visibile la situazione nelle campagne, dove ci sono gli scioperi, le manifestazioni, ma al contempo il contadino deve continuare a lavorare la terra, non è che può, in certi casi, come vi dicevo prima, invece l'esasperazione è tale per cui il contadino arriva anche a dati di sabotaggio nei confronti delle proprietà del proprietario, cioè delle proprietà del datore di lavoro, quindi tagliando i gelsi, tagliando le viti, quindi vengono fatti anche questi proprio perché l'esasperazione era tale. Ma se pensiamo alla fabbrica, al cantiere di Monfalcone, ecco, mentre il cantiere di Monfalcone assume intanto soprattutto muratori, perché bisognava ricostruirlo il cantiere, era stato in larga parte distrutto dai bombardamenti, quindi ci sono i muratori che lavorano e ci sono i primi operai che
cominciano a riprendere i lavori negli scali, quindi a costruire le navi. Ecco, quindi contemporaneamente a questa situazione ci sono all'interno del cantiere gli scioperi operai. Tenete conto che il 19-20 nelle altre parti d'Italia, soprattutto nelle zone del nord, c'è la famoso, viene chiamato il biennio rosso, proprio perché in questo periodo c'è addirittura l'occupazione delle fabbriche, soprattutto nel triangolo industriale, Milano, Torino. Quindi la situazione non è pesante solo in queste zone, ma è, diciamo, le rivendicazioni dei lavoratori sono ovunque, insomma, no? Quindi man mano che si comincia a ricostruire c'è lo sviluppo di queste lotte sociali, in quanto si vogliono ottenere delle migliorie, non solo migliorie economiche, ma anche migliorie delle condizioni di vita, perché effettivamente qui le condizioni erano aggravate proprio anche dalle distruzioni. Uno dei grossi problemi sarà anche quello delle case, perché molti saranno costretti a vivere anche per anni nelle trincee, no? Dove avevano un minimo di riparo, proprio perché le loro case erano state distrutte. Quindi era una situazione abbastanza... E comunque, diciamo, da un lato quindi si ricostruisce e dall'altro anche si rivendica. Quindi questo è il dato, insomma. Le due cose avvengono in contemporanea. Non so se ho chiarito la cosa. Grazie. Sì. Ma lo Stato come si muoveva? Cioè, che indirizzo politico aveva lo Stato italiano in quel periodo lì? Ma sì. Lei dice c'erano le governi delle leghe rosse, delle leghe bianche, anche ma erano sì. appoggiate da parlamentari che stavano nel governo, avevano un riscontro a livello nazionale politicamente. Ma intanto va detto che siamo nel primo dopoguerra. Qui noi non abbiamo rappresentanti in Parlamento perché qui non avevamo votato, ma diciamo il Parlamento dell'immediato primo dopoguerra era ancora in buona parte il Parlamento eletto negli anni precedenti, quindi eletto addirittura non con suffragio universale, per cui non votavano tutti, ma votavano solamente, adesso non ricordo, cioè uno doveva pagare un certo importo di tasse per poter votare, quindi era espressione, chiamiamola così, delle classi sociali più benestanti, insomma, no? Ecco, solo nel 19 ci sarà l'estensione del suffragio. In quel periodo lì, a me mi sembra, perché poco che ho letto, no? C'era stato un susseguirsi continuo di governi. Sì, vabbè, certo. C'era ogni momento, per cui c'era anche un po' di confusione a livello nazionale, politicamente. Sì, erano gli anni di Giolitti questo, no? Giolitti, grande statista liberale, che si trova a dover risolvere non solo i problemi locali, ma anche quelli nazionali, le grandi tensioni al nord, ma anche non solo degli operai, ma anche in Emilia, ma soprattutto al sud, con l'occupazione delle terre da parte dei contadini. Quindi c'era una situazione pre-rivoluzionaria, chiamiamolo così, in Italia. Teniamo conto che nel 17 c'è stata la rivoluzione russa e che, finita la guerra, ci sono moti rivoluzionari in Ungheria, in Germania, quindi diciamo c'è una situazione mondiale molto complicata. E anche in Italia, di fronte agli scioperi operai da un lato, e cominceranno anche a verificarsi le violenze squadriste dall'altro, no? Per cui contemporaneamente bisognava gestire situazioni molto complicate, perché anche questi scioperi e violenze comportavano ordine pubblico, sicurezza, quindi Giolitti però varò così, diciamo, la politica del non intervento nelle questioni sociali, cioè diceva alla fin fine industriali e operai, cioè arrangiatevi, io non però era già una scelta più
più favorevole ai lavoratori in sciopero, perché negli anni precedenti se uno mandavano l'esercito e quindi gli scioperi venivano come succederà anche a Milano, dove si sparerà, quindi ci saranno anche parecchi morti. Quindi la situazione, cioè il governo ovviamente vedeva questa situazione, la viveva in questo modo, insomma, no? Cercando di non intervenire direttamente, ma diciamo in questo modo forse facilitando le richieste popolari, perché effettivamente sì, ma anche così ha favorito anche la nascita del partito fascista. Sì, il governo. Sì, era un governo indubbiamente debole, però il movimento fascista, come vedremo oggi, come volevo iniziare oggi, troverà anche in queste terre diciamo, appoggi soprattutto fra diciamo, gli imprenditori, le assicurazioni, quelli dei cantieri, quindi diciamo troverà il consenso di questi e vedremo come diciamo, riuscirà ad agevolare la crescita del movimento. Posso intervenire? Sì. A proposito di ricostruzione e di Stato, che differenza c'è tra il dopoguerra della prima guerra mondiale e il dopoguerra della seconda guerra mondiale? Gli è servito da lezione, Giolitti non era De Gasperi, dobbiamo ringraziare l'America, gli Stati Uniti. Beh, sono due situazioni completamente diverse. Cioè, che cosa è stato? Perché in fin dei conti la seconda guerra mondiale ha portato distruzione in tutto il paese, quello che non è successo durante la prima guerra mondiale, perché sì, solo 2 regioni sono state coinvolte. Esatto. No? Cosa è stato che ha facilitato una cosa Ma politicamente, allora diciamo, bisognerebbe magari quando ci arriveremo vedremo, no? Ma per esempio devo tenere conto che il governo del secondo dopoguerra è un governo di unità nazionale, quindi è formato da tutti i partiti, dal liberale al comunista. Quindi diciamo ha una visione diciamo un po' più ampia che favorisce la soluzione dei problemi, soprattutto delle masse popolari, perché erano quelle che alla fin fine avevano sofferto di più sia nella prima guerra che anche nella seconda guerra mondiale, perché alla fin fine poi dopo chi era benestante in qualche modo sia la prima che la seconda guerra mondiale l'ha superata meglio di chi aveva poco. Quindi la differenza può essere, una delle differenze, può essere che la classe politica era diversa, quella del primo dopoguerra, e non poteva che essere così, insomma, no? Anche perché sì, nel secondo dopoguerra non solo voteranno anche le donne, per la prima volta nel 1946 voteranno anche le donne, quindi cioè, c'è una situazione completamente diversa rispetto. Ripeto, le risorse finanziarie che doveva mettere in campo nel 1920 e nel dopoguerra del 1945 non potevano essere le stesse, perché era una distruzione totale dopo il 1945. Invece qui dovevano ricostruire e mettere a posto solo qua, insomma. Insomma, bisognava sì, prego. No. C'è stata anche una guerra c'è stata anche una guerra di liberazione e la formazione di una costituente, quindi una realtà molto diversa rispetto al primo. La signora dice, no? Ma alla fin fine si trattava di ricostruire qui solamente dopo la prima guerra mondiale un piccolo pezzo, mentre dopo la seconda guerra mondiale insomma, le distruzioni furono indubbiamente maggiori, no? Ma probabilmente, io dico, la ricchezza del paese era senz'altro diversa rispetto a quella della prima guerra mondiale, no? Poi dopo gli accordi internazionali, i finanziamenti che in qualche modo, tra parentesi, nella prima guerra mondiale eravamo, fra virgolette, il paese vincitore.
nella seconda avevamo perso la guerra, no? Quindi sì, anche questo modifica un po' le cose, no? Perché effettivamente, ma sono due situazioni completamente diverse, insomma, no? Allora, uno dei partiti nuovi è il movimento fascista e va chiarito subito che il fascismo in queste terre assume delle caratteristiche diverse rispetto al fascismo nazionale, in quanto ha sì gli stessi obiettivi da conseguire che sono quelli del fascismo nazionale, ma qui in queste terre, dico, ne ha soprattutto due di diversi. Innanzitutto si prefigge di eliminare ogni rimasuglio di quella che era stata l'amministrazione austro-ungarica, che in queste terre era durata 500 anni, insomma, alla fine. Quindi non so, la fine vedremo la fine delle autonomie comunali, la chiusura della cassa malati, cioè tutti quanti questi provvedimenti erano caratteristici di queste nostre terre, erano problematiche limitate a queste nostre terre. Ma soprattutto il fascismo aveva l'obiettivo, il fascismo locale, di italianizzare queste terre. Non a caso, storicamente, quando si parla del fascismo di queste zone, si parla di fascismo di frontiera, proprio perché l'obiettivo era quello di italianizzare le popolazioni locali. E aggiungiamo anche che non solo gli sloveni e i croati, ma diciamo mettere in riga anche la parte italiana, che, come abbiamo visto anche le altre volte, non è che avesse brillato per entusiasmo all'arrivo delle truppe italiane, insomma, no? Perché alla fin fine si stava meglio in Austria che non in Italia. Mettiamo anche questo, no, cappello. Quindi è un fascismo che diciamo avrà delle caratteristiche particolari. E nella Venezia Giulia qui troverà subito due avversari contro cui combattere e lottare. Da un lato, come avveniva in Italia del resto, contro le organizzazioni socialiste, i sindacati socialisti, e dall'altro le organizzazioni slovene e croate, quindi le istituzioni slovene e croate. E il fascismo trova un terreno di particolare favore per lo sviluppo a Trieste. Trieste, dove verrà inviato proprio dalla direzione del partito un Francesco Giunta, si chiamava Francesco Giunta, lui era un avvocato livornese, toscano, che verrà inviato appositamente per organizzare il partito qui. E se si tiene conto che il movimento, la prima sezione del partito, del movimento fascista, si apre il 3 di aprile del 19 a Trieste, appena 10 giorni dopo la costituzione del primo fascio di combattimento che è a Milano il 23 di marzo, quindi 10 giorni dopo a Trieste viene costituita la sezione del movimento fascista. E a Trieste diciamo, il fascismo ottiene, come vi dicevo prima, subito il consenso diciamo del mondo imprenditoriale, di quello delle assicurazioni, il mondo bancario, che finanzia il movimento, tanto che a Trieste viene aperto nel 19, la data non me la ricordo bene, il Popolo di Trieste, un quotidiano proprio fascista. A livello nazionale c'era il Popolo, il giornale di Mussolini, che era diciamo un quotidiano che girava in tutto il paese, ma a Trieste viene aperto appunto proprio per questi finanziamenti
un giornale quotidiano che durerà fino al 45, finanziato appunto soprattutto con i fondi. E il fascio triestino è quello che per primo riesce a rendersi autonomo finanziariamente. Poi dopo a Trieste il movimento fascista ottiene anche il consenso diciamo della comunità fra virgolette italiana che arrivava dalle vecchie province, quindi tutto il mondo, gli impiegati pubblici, i funzionari dello Stato, i militari che fornivano le armi, il commissario comunale che metteva a disposizione le palestre per l'allenamento per le squadre, quindi un contesto molto favorevole allo sviluppo, tanto che diciamo Francesco Giunta riuscirà a mettere, quindi il capo del fascismo triestino, riuscirà a mettere in piedi un vasto movimento fascista, squadrista molto attrezzato, e saranno anche i primi ad usare la camicia nera, quindi la camicia nera che diventerà un po' la divisa delle altre squadre, quindi verrà preso come modello proprio l'organizzazione squadrista triestina anche a livello nazionale, proprio perché è estremamente efficiente, che riesce di fatto a dare il via già nel 19, da quanto una serie di aggressioni, di distruzioni, non solo delle organizzazioni operaie socialiste, ma soprattutto di quelle slovene, che culmineranno nel 20 appunto nell'incendio del Narodny Dom, quindi di questa grande struttura cittadina delle dove c'erano le sedi delle organizzazioni politiche, sindacali, economiche, sociali slovene, e quindi a dimostrazione della forza raggiunta dal movimento in città. E proprio alla vigilia della costituzione, della trasformazione del movimento fascista in partito, siamo all'inizio del 21, la Federazione Fascista Triestina, che poi dopo si era diffusa e allargata soprattutto alle cittadine istriane della costa, quindi anche lì si sviluppa molto velocemente il movimento fascista. Ecco, la Federazione Triestina contava 15.000 iscritti. Il numero non dice, però se si considera che a Milano nello stesso momento c'erano 6.000 iscritti, quindi 15.000 a Trieste, 6.000 a Milano, 5.000 a Bologna, quindi vuol dire che il movimento fascista a Trieste era particolarmente forte. Al contrario, nel Goriziano, quindi in questi nostri territori, il movimento fascista non trova diciamo, gli stessi sostegni, gli stessi finanziamenti che aveva avuto a Trieste. Vuoi da un lato per la forza organizzata del movimento socialista che, come abbiamo visto, stava dirigendo le lotte nelle campagne, ma anche perché, soprattutto in queste terre martoriate dalla guerra, era vivo insomma un profondo malcontento nei confronti delle nuove autorità italiane che non finanziavano la ricostruzione, che si muovevano con ritardo, quindi c'era un ambiente che non favoriva insomma lo sviluppo del movimento. E c'è da dire che i primi dirigenti, cioè buona parte del primo gruppo dirigente e anche buona parte di coloro che faranno parte delle squadre d'azione inizialmente, era formato da italiani delle vecchie province, quindi era soprattutto fra coloro che erano arrivati qui nel primo dopoguerra come funzionari dello Stato, che si diffonde il movimento fascista. E tanto che si parla proprio di queste zone, per quanto riguarda queste zone, di un fascismo di importazione,
nel senso che all'inizio buona parte proveniva di dirigenti, anche delle sezioni, erano venuti qui non solo i funzionari dello Stato, ma anche le imprese per la ricostruzione, quindi c'era stato come avevamo visto anche l'altra volta, un notevole trasferimento di gente, di persone da altre regioni d'Italia qui, proprio perché c'era lavoro, c'erano opportunità da farsi. E la stessa borghesia cittadina, soprattutto quella goriziana, che nel ventennio sarà il nervo dell'organizzazione fascista, quindi saranno loro che dirigeranno il partito, eccetera, la stessa borghesia goriziana guarda con sospetto la crescita di questo movimento che si caratterizza per le distruzioni, le violenze, i pestaggi. È un clima politico a cui non si era abituati, insomma, no? Cioè tanto che appunto gli stessi borghesi goriziani, non solo goriziani, ma in genere, osservavano con sospetto la crescita di questo movimento. Quindi in queste terre il fascismo nasce con ritardo rispetto a Trieste, rispetto all'Istria e anche rispetto ad altre zone d'Italia dove il fascismo si era sviluppato meglio, quindi in Emilia Romagna, a Milano, insomma, ecco, quindi nasce con ritardo. E non è un caso che la prima sezione del movimento fascista, siamo ancora nel movimento, venga costituita a Monfalcone. Viene costituita a Monfalcone nel giugno del 20, quindi più di un anno dopo di Trieste. E viene costituita per precisa volontà del fascio triestino che porta a Monfalcone, a Monfalcone l'organizzazione, quindi mette a disposizione gli uomini per organizzare questo movimento, e a Monfalcone il fascismo potrà contare, come avevamo un po' anticipato l'altra volta, sul sostegno dei Kosulik, quindi i proprietari del cantiere di Monfalcone, che metteranno anche loro a disposizione gli uomini, perché i primi dirigenti del fascio monfalconese, il primo segretario, sono ingegneri impiegati del cantiere navale, quindi sono messi a disposizione proprio dai Kosoli, che hanno appunto questo interesse a sostenere il movimento e saranno coloro che sosterranno le assunzioni proposte appunto dagli uffici di collocamento fascisti, che saranno quelle che permetteranno a molti, soprattutto l'altra volta parlavamo immigrati pugliesi, permetteranno a molti di poter essere assunti in cantiere come muratori, come, diciamo, non come operai specializzati nella costruzione delle navi, perché effettivamente i tecnici non è che si inventavano, ma diciamo tutta quella manodopera non specializzata che verrà assunta in cantiere, perché questi sono mesi, anni in cui in cantiere c'erano alti e bassi, quindi c'erano licenziamenti e assunzioni, no? Perché la situazione economica era molto difficile. Per cui si licenziavano i lavoratori che erano sindacalizzati, che erano socialisti, eccetera, per assumere questi che arrivavano da altre regioni italiane e che, tra parentesi, dovevano anche andare a far parte delle squadre d'azione. Quindi le prime squadre d'azione vengono appunto formate con questi lavoratori immigrati che vuoi per convinzione, vuoi per obbligo, entravano a far parte di queste squadre e quindi venivano utilizzate per le violenze che si terranno anche in queste terre. Quindi è un fascismo che nasce con ritardo e
il fascio di Gorizia, che nel ventennio ovviamente sarà il fascio più importante perché è quello più grosso, che esprimerà i maggiori dirigenti, si costituirà appena nel novembre del 1920, quindi 5-6 mesi dopo quello di Monfalcone e diciamo un anno e mezzo dopo quello di Trieste, appunto a sottolineare il ritardo organizzativo che il fascismo ebbe nel Goriziano, contrariamente invece a quanto avveniva o era già avvenuto a Trieste e nelle cittadine istriane della costa, dove si svilupperà invece molto fortemente il movimento. Scusi, cosa era dovuto questo diverso atteggiamento della borghesia, diciamo, goriziana e della borghesia triestina? Visto appunto qualcuno guardava con diffidenza la goriziana, invece a Trieste l'hanno appoggiato sin dall'inizio. Sin dall'inizio, sì. Cosa dura questo? Il discorso anche il redentismo c'era stato in queste zone, per cui praticamente fu visto anche come un completamento del risorgimento che si prosegue in Italia. E l'atteggiamento molto diverso era progressivo dal goriziano al triestino. Sì, diciamo che è vero questo, nel senso che effettivamente, mentre qui nel Goriziano i redentisti ce ne furono pochissimi, no? A Trieste invece c'era una componente della borghesia triestina che già prima della guerra era irredentista, quindi il ragionamento del completamento dell'unità d'Italia, cioè era già più vivo, diciamo, questo sentimento a Trieste città. Trieste città che poi del resto era anche un centro economico molto importante, quindi diciamo gli interessi degli industriali, delle società di assicurazioni, della cantieristica, erano veramente. Gorizia alla fin fine, anche parlando anche con chi ci sta ascoltando, alla fin fine era un piccolo paesotto, 25.000, 30.000 abitanti, quindi, e non aveva grandi attività economiche. Se noi togliamo la fabbrica, il cotonificio di Gorizia, sì, la borghesia cittadina era formata non da industriali ma da bottegai sostanzialmente, quindi che tra parentesi sì, perché diciamo Gorizia ha 500 anni che era sotto gli Asburgo, contrariamente a Trieste che aveva avuto una storia un po' diversa, insomma, no? Quindi sì, anche ci furono quindi queste, anche perché poi dopo gli interessi economici si vide subito che gli interessi economici spinsero a finanziare il movimento fascista, che era quello che diciamo conteneva i socialisti, quindi che poteva difendere, contenere la possibile rivoluzione e quindi che poteva ostacolare le conquiste dei lavoratori alle fabbriche. Cioè c'era tutto quanto questo che si metteva assieme, non a caso Monfalcone diventa un po' come Trieste, perché anche Monfalcone è soprattutto il cantiere. Il cantiere sono i Cosoli, che i Cosoli aderiscono subito sostengono subito il movimento, sposano completamente la causa italiana, quindi come dicevamo anche l'altra volta sono quelli che forse ottengono i finanziamenti prima degli altri, che magari... di origine slava, no? Lui era di Lussino, dell'isola di Lussino, erano lussignani loro, quindi sì, anche lì è difficile. Una contraddizione. Sì, perché è un po' dalmati, un po' istriani, un po'... Sì, è una zona in cui sono passati tutti, anche lì, insomma. Ecco, sì. E comunque vedremo magari che i loro cognomi non furono italianizzati nonostante... Eccolo, no? Perché vedremo che per coloro che avevano dimostrato particolare sensibilità, adesione al regime, verrà fatto
anche questo, perché i cosi avrebbero dovuto essere italianizzati, proprio perché, vedremo magari la prossima volta, il cognome poteva sembrare italiano e modificato nel corso dei secoli da una trascrizione diversa. No, perché c'era stato in effetti in passato un po' più del genere, cioè i nomi che cambiavano sì. Anche prima della prima guerra mondiale. Sì. Ma infatti, siccome avevamo una casa a volta, chi era ufficiale di stato civile erano i preti, e c'era una differenza fra prete italiano e prete sloveno, perché la pronuncia, io mi sto accorgendo, ho fatto questo lavoro sul carcere di Gorizia, leggendo i nomi, cioè qui, mentre il prete sloveno magari ci metteva un H finale o una G che non ci stava, no? Leggendo i nomi sloveni trascritti sui registri del carcere, trascritti da un italiano, sono completamente, quindi venivano italianizzati con nomi sloveni, come c'erano dei casi in cui, o anche il contrario poteva succedere, no? Per cui, non so, nella nostra zona ci sono molti Mauri, ma anche molti Mauric, e anche molti Maurig, con la C finale, con la G finale, con la CH, e quindi effettivamente c'è un po' di tutto, cioè può aver barato uno o anche l'altro, ma no, cioè non barato nel senso che nella trascrizione veniva trascritto così come veniva pronunciato, e quindi c'era un errore anche, no?